Oggi assaggerò la prima torta senza lattosio di Victor Osimhen. Mi trovo nella pasticceria Gabbiano a Pompei, hanno ideato la torta di Victor Osimhen anche per i senza lattosio. Eh sì, siamo sfortunati, che fa. Però la possiamo mangiare lo stesso. Sono col proprietario della pasticceria, quali ingredienti avete usato? Cambiano rispetto a quella tradizionale, però questo abbiamo evitato il lattosio, quindi il cioccolato resta cioccolato prettamente senza lattosio, il pan di Spagna è uguale a quello, tanto non contiene lattosio, all'interno la crema con latte di soia. Stop. Mi è venuta fame, assaggio subito. Eccoci qui ragazzi, così si presenta all'interno questa magnifica torta, l'assaggiamo per la prima volta senza lattosio ed è buonissima, molto soffice, si sente tanto il rum e assaggiamo anche i capelli del nigeriano più forte.